La sala consiliare del Comune di Sora ha ospitato la presentazione del progetto di educazione ambientale Rifiuti, la nostra traccia nell'ambiente, a cura di Ambiente Salute SRL e del Comune di Sora, con la collaborazione della Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno. Ad aprire i lavori la consigliera comunale delegata all'istruzione Francesca Di Vito, con il presidente dell'Ambiente Salute SRL Antonio Mele e il presidente della Riserva Naturale Regionale del Lago di Posta Fibreno Antonio Lecce. È per sensibilizzare sulla tutela dell'ambiente, sostanzialmente per educare e formare le nuove generazioni su questa tematica abbastanza importante e rilevante nella quotidianità di tutti noi. Purtroppo abbiamo questi due fenomeni che ci stanno colpendo, sono l'abbandono dei rifiuti e la cattiva differenziazione del rifiuto, anche se in minima parte. Però tramite questa campagna, insieme a delle altre, cercheremo comunque di aumentare questa sensibilizzazione e questa educazione su questa tematica. È proprio quello di insegnare e di educare queste nuove generazioni, che sarà la nuova classe dirigente del nostro paese. L'importante è non lasciare proprio la traccia del passaggio dell'essere umano sulla Terra, ma questo è impossibile. E allora cominciamo con i piccoli cambiamenti che si possono fare. Educare le nuove leve, come diceva il Presidente prima, a un nuovo comportamento. Per esempio, smaltire bene i rifiuti è una prassi che non tutti conoscono come va fatta o come deve essere fatta, per cui intervenendo sui bambini, che poi domani saranno la popolazione futura, noi andremo a modificare dei piccoli comportamenti che porteranno poi ad avere dei risultati eccellenti. Quest'anno sono 40 anni che è stata istituita la riserva naturale, stiamo celebrando i 40 anni dalla sua istituzione e con questo progetto ci inseriamo proprio negli eventi che andremo a concludere nel corso di quest'anno. Il progetto si svolgerà all'interno delle scuole e da Posta Fibreno, perché sono gli studenti delle scuole primarie dei 3 istituti comprensivi della città di Sora i diretti interessati alle buone pratiche della gestione dei rifiuti attraverso la conoscenza di essi e dei danni che creano nell'ambiente. Oggi noi qui abbiamo voluto fare questa conferenza stampa proprio perché è il nostro interesse, come abbiamo sempre detto, salvaguardare l'ecosistema partendo proprio dai più giovani, dai più piccoli. Quindi noi vogliamo sensibilizzare gli alunni perché sono loro il futuro, quindi grazie a loro, facendo capire a loro che cos'è il rifiuto e farne, diciamo, un utilizzo adeguato, lo portiamo a rendere un mondo migliore.